buonasera, benvenuti a TG Sicilia, vediamo insieme i principali titoli. 6 anni dopo, Fleri ricorda il terremoto di Santo Stefano. Martedì 31 finirà lo stato d'emergenza. Oggi il comitato dei residenti e i tecnici della struttura commissariale hanno fatto il punto sulla ricostruzione ormai quasi completa. Il tentato omicidio del cimitero di Palermo e caccia ai complici di Francesco Lupo, il trentenne fermato per l'agguato dell'operaio della Reset di domenica scorsa, ad inchiodare Lupo alcune telecamere di videosorveglianza. Potrebbe esserci un secondo ferito nella sparatoria avvenuta la vigilia di Natale a Catania, nel rione Pigno, ancora ricoverato l'uomo colpito alla testa. Preso il finto carabiniere. A Palermo uno stop alle truffe agli anziani. In manette un campano che per 4 volte è riuscito a estorcere denaro alle sue vittime per pagare una inesistente cauzione. Dopo i giorni di forte maltempo in Sicilia torna il sereno. Il sole è tornato su tutta l'isola da Trapani a Catania. Temperature in risalita, le suggestive immagini dell'Etna interamente imbiancato. A Catania, dopo il Natale, riecco i soliti disservizi, buche nelle strade, spazzatura abbandonata ovunque, parcheggiatori abusivi nel centro storico, sono le vostre segnalazioni. A Modica il cioccolato e il panettone hanno il gusto della solidarietà e dell'accoglienza. L'occasione di riscatto per le donne vittime di violenza arriva dalla casa Don Puglisi. Calcio da lunedì, Catania di nuovo al lavoro per preparare il big match con il Benevento. Il club di Pelligra guarda al mercato di gennaio per i rinforzi. Bentrovati. È il giorno di Santo Stefano e subito il ricordo va al drammatico terremoto che nella notte del 26 dicembre colpì il territorio di Zafferana Etnea. Martedì 31 finirà lo stato di emergenza. Oggi il comitato dei residenti e i tecnici della struttura commissariale hanno fatto il punto sulla ricostruzione ormai quasi completa. Ce ne parla Luca Ciliberti. Il 26 dicembre 2024 che non è il 26 dicembre 2018, quindi la nostra è proprio oggi, non è soltanto una commemorazione ma è una festa perché noi stiamo ricostruendo. A Fleri, 6 anni dopo il terribile terremoto di Santo Stefano del 2018, la ricostruzione è partita, è andata avanti, seppur con la lentezza burocratica e il Covid che è intervenuto in mezzo. Gli abitanti adesso cercano di ritornare tutti nelle loro case. Possiamo dire che gran parte delle persone i cui immobili erano stati danneggiati al sisma sono tornati nelle loro case, rimane ovviamente un'attività di ricostruzione. Abbiamo 150 progetti che devono essere esitati dai comuni su un totale di circa 1300, quindi comunque rimane poco da fare, però sono ancora presso i comuni queste pratiche e una volta che arriveranno a noi esitate dagli altri organi, nel giro di un mese di solito noi evadiamo le pratiche. Commissario Scalia, il 31 dicembre finirà lo stato di emergenza per il terremoto di Fleri, adesso che succederà? Il terremoto che riguarda appunto 9 comuni ormai ha visto gran parte della ricostruzione già effettuata, quindi l'emergenza cesserà il 31 dicembre. Però non per questo ovviamente finisce l'attività della struttura commissariale. Dottoressa, in 6 anni qui si è fermato praticamente tutto, non si è fermata la burocrazia. Le tasse dovevano essere eliminate, la zona franca, noi abbiamo chiesto la zona franca dal primo giorno, però questo avrebbe fatto la differenza nel commercio. Per i commercianti sarebbe stata una differenza importante, ma principalmente quello che dico io, perché in Sicilia no? Cosa abbiamo noi in meno di tutti gli altri terremotati di tutta Italia? Santo Stefano di sangue sulle strade. Nella tarda mattinata di oggi a Licata un motociclista di 45 anni, Vincenzo Logullo, ha perso la vita in via Torregrossa in seguito a uno scontro con un mezzo pesante. La vittima è morta sul colpo. Quelle tracce di sangue e caccia ai complici del tentato omicidio dei Rotoli di Palermo. Sono in corso le indagini per stabilire il movente dell'agguato all'operaio della Reset, Antonino Fragali, avvenuto domenica scorsa davanti al cimitero. Si cercano anche 2 complici. Emanuela Corsi.
A Palermo continua la caccia ai complici di Francesco Lupo, il trentenne fermato per il tentato omicidio dell'operaio della Reset Antonino Fragali, avvenuto domenica scorsa davanti al cimitero dei Rotoli. Ad inchiodare Lupo alcune telecamere di videosorveglianza dove si vede il giovane che impugna la pistola davanti al Camposanto. In queste ore gli agenti della squadra mobile stanno cercando altre 2 persone che erano con lui sull'auto presa a noleggio, una Volkswagen Taigo. In corso anche le indagini per stabilire il movente del tentato omicidio dell'operaio. Fragali è cugino di Giovanni Colombo. Quest'ultimo è stato condannato per il duplice omicidio avvenuto tra i padiglioni dello Zen 2 il 14 marzo del 2019 di Giacomo e Antonio Lupo, rispettivamente padre e fratello del trentenne. Secondo i primi riscontri, però, l'aggressione non sarebbe legata ad un regolamento di conti, ma a una storia di debiti. Di certo Lupo sapeva bene che l'operaio della Reset ogni domenica si recava al cimitero per visitare la tomba del padre morto nel 98. È qui che ha pensato di fare l'agguato avvenuto in pieno giorno e tra la gente. Prima ha aggredito Fragali con calci e pugni, poi ha esploso contro di lui 4 colpi di pistola. Arma, felpa, jeans, chiavi dell'auto sono stati ritrovati in un sacchetto lanciato da un'abitazione di via Fausto Coppi. L'auto utilizzata è invece stata trovata vicino all'abitazione dei Lupo, presso la via Santa Bartolomea Capitanio. Versa ancora in gravi condizioni la vittima, che resta ricoverata all'ospedale Villa Sofia. Di chi sono quelle tracce di sangue sconosciute? Potrebbe esserci un secondo ferito nella sparatoria avvenuta il giorno della vigilia di Natale a Catania nel rione Pigno. Indagini sono in corso per capire modalità e movente. Intanto rimane ricoverato all'ospedale San Marco l'uomo colpito alla testa, Orazio Longo. Di chi è quel sangue ritrovato a terra sul luogo della sparatoria? Potrebbe essere questa la domanda chiave per gli inquirenti, se è vero che quelle macchie rosse rimaste sull'asfalto non apparterrebbero al 24enne colpito da un colpo d'arma da fuoco alla testa e ricoverato all'ospedale San Marco. Ci potrebbe essere un secondo ferito, allora di questo, delle modalità e del movente della sparatoria si stanno occupando gli investigatori. L'agguato è avvenuto nel tardo pomeriggio del giorno della vigilia di Natale nel rione Pigno a Catania, nella zona di via Gelso Bianco. Ancora poco chiara la dinamica quando i carabinieri della compagnia di Fontanarossa sono intervenuti. Infatti del ferito non c'era traccia. L'uomo era già al pronto soccorso dell'ospedale di Librino, sul posto la sua moto abbandonata e con evidenti tracce di sangue, dettaglio che farebbe ipotizzare che qualcuno possa averlo accompagnato sino alle porte dell'ospedale. Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che il ventenne fosse in testa alla colonna di mezzi che procedeva lentamente, seguito da un'auto, quando si sarebbe frapposta per puro caso un'altra macchina con una coppia di coniugi a bordo. Questo però non avrebbe fermato i malviventi, che avrebbero comunque sparato alcuni colpi di fucile, di cui sono stati ritrovati i bossoli. Ad allertare le forze dell'ordine i coniugi rimasti miracolosamente illesi e al momento totalmente estranei alla sparatoria. Si indaga per capire chi è stato a sparare e chi fosse l'obiettivo dei proiettili. Non si esclude l'ipotesi di un regolamento di conti per una rapina. 7 lievi scosse di terremoto sono state registrate dall'INGV tra ieri e oggi pomeriggio nella zona della Valle del Belice. L'intensità varia tra 1.6 e 2.7. La zona è la stessa che subì il devastante terremoto del 15 gennaio 1968. Al momento non ci sono state conseguenze per cose o persone, ma la ripetizione dei movimenti tellurici a poche ore di distanza l'una dall'altra sta generando preoccupazione nella cittadinanza. Sisma anche a Sala Parutra e Partanna, sempre nella provincia di Trapani. Ancora anziani truffati da finti avvocati e finti carabinieri. In manette è finito un campano che per 4 volte è riuscito ad estorcere denaro alle sue vittime per pagare una inesistente cauzione, anche se in Italia la cauzione non esiste. Manlio Viola. Da Napoli a Palermo per fingersi carabiniere e truffare anziani con la complicità anche di un finto avvocato. Oltre 40.000 euro il bottino messo insieme in 4 mesi dalla coppia di truffatori che fra settembre e dicembre dello scorso anno hanno tratto in inganno 3 donne e un uomo, tutti anziani preoccupati dalle disgrazie capitate ai nipoti. Secondo i truffatori almeno disgrazie in realtà mai esistite. Per truffare gli anziani un 34enne di Pomigliano d'Arco nel napolitano sfruttava i racconti dei telefilm americani ormai calati nell'immaginario collettivo italiano. Così dalla Campania un finto avvocato telefonava e avvertiva che il nipote era stato coinvolto in un grave incidente e servivano soldi per pagare la cauzione. Una pratica tutta americana che in Italia non esiste affatto perché non è prevista dal codice. Dopo la telefonata si presentava a casa il carabiniere esattore della cauzione, ritirava tutto il denaro contante che riusciva a trovare, ma accettava a garanzia anche gioielli. 9.000 euro in contanti, 32.000 in oggetti preziosi e il bottino messo insieme. Solo dopo aver rintracciato il
il nipote, gli anziani si rendevano conto di essere stati truffati. Il finto carabiniere è stato identificato grazie alle immagini di alcune telecamere di sorveglianza nei pressi delle abitazioni. Si cerca ancora il finto avvocato. È il secondo truffatore che usava questo metodo identificato ed arrestato. Il 31 ottobre scorso un 26enne è stato preso praticamente sul fatto mentre andava via da un condominio dove si trovava la casa della truffa, con in mano un sacchetto di velluto con ancora soldi e gioielli. In quel caso la vittima ha capito e chiamato il 112, unico strumento per cogliere i truffatori sul fatto, perché, ricordano i carabinieri, nessun appartenente alle forze dell'ordine chiederà mai soldi per una cauzione che in Italia non esiste. A Messina, operazione della Guardia Costiera contro la pesca illegale, sequestrate 22 tonnellate di pesce e sanzioni per 17.000 euro. Particolare attenzione al pescato in arrivo da paesi stranieri. Sentiamo Francesco Triolo. L'operazione della Guardia Costiera di Messina è stata chiamata e-fishing ed è inserita nella mirata campagna di prevenzione e contrasto della pesca illegale, soprattutto durante le festività natalizie, periodo in cui la domanda dei prodotti ittici cresce considerevolmente. L'obiettivo, quello di garantire la qualità dei prodotti che arrivano sulle tavole. I militari della Capitaneria hanno prima effettuato una fase preliminare di analisi, durante la quale sono stati individuati gli obiettivi di possibile interesse attraverso un monitoraggio del territorio, a cui ha fatto seguito una seconda fase operativa che ha permesso di attuare un contrasto diretto alle attività di pesca illegale. In particolare, l'attività di prevenzione e di contrasto è stata rivolta all'individuazione di importazione e commercializzazione di prodotti ittici provenienti da paesi stranieri, dove è possibile la cattura e commercializzazione di specie non consentite in Italia, e la vendita di pescato in assenza delle informazioni obbligatorie in materia di tracciabilità. Nell'operazione sono stati messi in campo mezzi terrestri, navali e uomini che hanno effettuato controlli mirati. Il bilancio finora è di sanzioni pecuniarie per un totale di circa 17.000 euro, 11 sanzioni amministrative per mancanza di tracciabilità del prodotto, una denuncia per frode in commercio, 22 tonnellate di prodotto sequestrato, privo delle informazioni obbligatorie. Pannolini sui letti al posto dei cuscini, succede al pronto soccorso dell'ospedale San Marco di Catania. Lo ha segnalato un cittadino nei giorni scorsi al Codacons. L'uomo, costretto a recarsi presso la struttura sanitaria, ha fotografato, lo vedete, il guanciale di fortuna fornito dall'ospedale. È costituito da una pila di pannolini. Il Codacons contatterà la dirigenza per capire se si sia trattato di un problema momentaneo o se ci sia una reale carenza di materiali. E adesso vediamo le belle immagini dell'Etna imbiancato completamente, con il sole che splende in tutta l'isola da Trapani a Catania. Dopo i giorni di forte maltempo torna il bel tempo in Sicilia, temperature in risalita. Orazio Longo. Uno stormo di uccelli vola sullo sfondo dell'Etna innevato. La natura si risveglia dopo il maltempo dei giorni scorsi che ha colpito la Sicilia, provocando danni e disagi. In tutta l'isola è tornato il sole. Da Trapani, dove le temperature sono miti, seppur con qualche nuvola grigia che si affaccia all'orizzonte davanti all'isola di Favignana, come si vede da queste immagini. A Palermo, freddo ma sereno, ventoso a Siracusa, soleggiato anche a Messina, Caltanissetta, Ragusa e Agrigento, seppur con qualche sporadica velatura. Anche la mappa della Protezione Civile regionale da bicolore è passata a monocolore, tutto verde, nessuna allerta. La bella giornata ha portato movimento in altura, turisti presenti sui piazzali degli impianti di Etna Sud e Etna Nord. Attenzione però a raggiungere le sommità in autovettura, a muoversi solo se dotati di pneumatici da neve o con catene a bordo. Le previsioni parlano di ulteriore miglioramento nelle prossime ore. Qualche isolato piovasco si attende ancora sulla fascia tirrenica tra Palermo e Messina e residue nevicate sulle zone di montagna come Casalfloresta. Anche le temperature sono in aumento almeno fino al 31, poi il tempo potrebbe cambiare di nuovo, ma è ancora troppo presto per una previsione efficace. I disservizi segnalati dai catanesi insoddisfatti e delusi che si rivolgono alla nostra linea di WhatsApp. Tante le segnalazioni per denunciare lo stato d'abbandono dei quartieri periferici e i disservizi vari. Tonino De Mana.
Le festività natalizie non frenano i telespettatori che tra un panettone e l'altro continuano a rivolgersi alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55 005 per segnalare le tante problematiche che attanagliano Catania, dalle strade groviere al traffico, dalla spazzatura ai tanti disservizi, in particolare nei quartieri periferici. Numerosi messaggi arrivati da San Giovanni Galermo, persino Babbo Natale, sollecitato da un bambino che si era rivolto a lui, ha fatto una capatina per verificare lo stato pietoso di via Galermo, cui si riferiscono le nostre immagini. E un telespettatore segnala i tanti rifiuti per le strade ed una differenziata che non decolla. In compenso, scrive, la Tari è aumentata da 600 a 800 euro, un vero salasso. In tanti denunciano la mancanza d'acqua nelle cappelle del cimitero di via Aquicella, mentre sterpaglie, rifiuti e buche vengono segnalate sulla SP53 a San Giuseppe l'Arena. In tema di sicurezza, molti catanesi sollecitano invece un intervento sulla circonvallazione per la caduta di enormi pietre sul marciapiede. A distanza di quasi 2 mesi, a parte le transenne, nulla è stato fatto, con seri rischi per chi percorre la trafficata arteria. Infine, cercasi Spazzino, alias operatore ecologico, in pieno centro da via Ughetti a via Ingegnere, mentre persiste la piaga dei parcheggiatori abusivi, sempre attivi ed operativi dalle parti di Corso Sicilia e non solo. A Modica il cioccolato e il panettone hanno il gusto della solidarietà e dell'accoglienza. Entriamo in casa Don Puglisi, dove tante donne vittime di violenza hanno la loro occasione di riscatto. Marco Gullà. A Modica, in provincia di Ragusa, la solidarietà ha il sapore del panettone e la forma di una casa, come quella che vedete, Casa Don Puglisi, uno spazio di accoglienza che si occupa di mamme, spesso vittime di violenza, e di bambini in difficoltà. E così l'accoglienza è diventata un'opportunità di lavoro con la nascita di un laboratorio dolciario e una bottega. Dietro questo panettone disegnato dai nostri bambini c'è il senso di una casa che dà luce, c'è il senso del calore, dietro il cioccolato, il biscotto c'è un cammino di ripartenza per le nostre mamme che trovano una speranza attraverso il lavoro. E il lavoro è un lavoro cooperativo, un lavoro in cui tutti siamo alla pari, in cui tutti diamo un contributo perché si accresca il bene comune. In questo laboratorio ci lavorano in particolare donne maltrattate dai mariti o che grazie a questa cooperativa hanno ritrovato il filo smarrito della propria vita. Grazie alla casa sono riuscita a riavere mio figlio perché è stato allontanato da me. Ho una casa. Per me il lavoro è tutto. Una seconda occasione per tutti, soprattutto per chi non ci credeva più e stava percorrendo altre strade. Y me sento in famiglia e si può dire che mia famiglia è lontana, ancora ho trovato una nuova famiglia a questa cooperativa, la casa, e mi sento troppo felice. La cosa molto bella è quando qualcuno di loro dice che bello questo lavoro, come bello anche allargare ad altri questa possibilità. Nello scenario suggestivo delle grotte di Ispica si anima il presepe vivente più grande e visitato del Sud Italia. Fede, sicilianità e cinema quest'anno per la 25esima edizione, una formula innovativa tutta da scoprire. Veronica Barbarino. Ambientato all'interno delle grotte naturali della città vecchia di Ispica, l'antica Spaccaforno celebra il Natale con il presepe vivente più grande e visitato del Sud Italia. Organizzato su circa 1 chilometro di percorso rupestre dall'associazione Promo Eventi, il presepe quest'anno propone un viaggio dentro la pellicola d'autore, con storiche colonne sonore intervallate da canti tradizionali, narrazioni, antichi mestieri e angoli recitati e cantati. Un viaggio fino alla scena madre della Natività. Abbiamo puntato su questo taglio cinematografico perché secondo noi su alcune pellicole, Peppe Tornatore su tutto, ha sempre usato come sfondo una Sicilia antica, dalle vecchie tradizioni, e noi abbiamo voluto proprio prendere alcune scene e dislocarle lungo il sentiero della nostra città di pietra, Spaccaforno. Un esperimento che sono convinto che funzioni. Da Camilleri a Tornatore, da Girmi ai Fratelli Taviani, un emozionante viaggio tra fede, sicilianità e cinema.
Il presepe si snoda lungo un sentiero scavato nella roccia tra grotte e infratti che si aprono in suggestivi slarghi scenografici tra i figuranti in abito siciliano che interpretano le professioni artigiane di un tempo e pannelli fotografici che ripropongono con attori veri i passi più emozionanti del cinema ispirato alla Sicilia. Un presepe dalla formula innovativa che spinge il visitatore a riflettere sul senso della nascita di Gesù, senza allontanarsi dall'umiltà, elemento centrale della cultura del passato. Sorti, caggia chiù il tuo porti, sarma canta anzi da paci, pensa a giochi come a bici. Anche se c'è freddo ed è nuvoloso, c'è chi non resiste e come ogni anno fa il tradizionale tuffo di Santo Stefano. Andiamo in una spiaggetta di Ortigia, Siracusa, con Francesco Loi. Quando si dice innamorati del mare, eccoli nella spiaggetta di Calarossa a Ortigia, in costume e soprattutto in acqua. Ma attenzione, non siamo a Ferragosto e a ricordarcelo sono i cappellini di Babbo Natale. Noi siciliani l'abbiamo nel sangue il mare e anche il sole, ci piace venire a mare quando è possibile, come oggi che c'è un bel sole e possiamo fare un bel bagno. In questo momento il sole è andato via. No, ma sono nuvole che vanno e vengono, per cui fa caldo però. Per loro è una tradizione che nemmeno il freddo può fermare. Ogni anno vengono qui a festeggiare il giorno di Santo Stefano. Il tuffo non può mancare, eppure la temperatura si aggira attorno ai 10 gradi. No, non sarebbe tale Santo Stefano senza mare. A Siracusa quando c'è sole è sempre mare. Così, mentre loro sono in spiaggia, c'è chi passa rigorosamente coperto e guarda. Non ci pensate proprio a tuffarvi? No, assolutamente. Visto che c'è freddo, meglio evitare. Nel frattempo le vie del centro sono piene di siracusani e turisti, tutti con i giubbotti. Sì, perché anche se loro sono al mare, il freddo c'è e si fa sentire. Ma nonostante tutto, il loro augurio arriva da qui. Dalla Sicilia, auguri e tante buone feste, buon Natale a tutti. Buon anno, buone feste. Auguri a tutti. Sicuramente temerari. Adesso noi ci fermiamo per una pausa e poi torniamo con lo sport, il calcio e le buone notizie in casa Palermo, dove da pochi minuti è finita la partita, il Palermo batte il Bari. A tra poco. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio e il Palermo che torna alla vittoria dopo 3 sconfitte consecutive. Rosanero che al Barbera battono il Bari 1-0 grazie al gol di Leduaron. Nel turno di Santo Stefano arrivano 3 punti importanti per il morale e per la classifica dei siciliani. Al momento salva anche la panchina di Dionisi, Rosanero che torneranno in campo domenica per sfidare fuori casa il Cittadella. Lunedì prossimo invece il Catania riprenderà la preparazione in vista della trasferta di Benevento. C'è attesa per il mercato di gennaio. In crisi il Messina, si rilancia il Trapani di Capuano. Sergio Colosi. Gennaio mese crocevia per il futuro del Catania. Domenica 5 alle ore 15 sfida ad alta classifica al Vigorito tra la capolista Benevento e i rossazzurri di Toscano, che dopo la pausa natalizia torneranno a lavorare lunedì 30 dicembre per iniziare la settimana tipo di preparazione alla partita. A gennaio però c'è soprattutto la lunga finestra di calciomercato e, come annunciato da Pelligra a Telecolor, l'intenzione del club è rafforzare l'organico. Previsti gli arrivi di un portiere, 2 difensori e 2 attaccanti. Devono trovare una sistemazione i fuorilista Chirico, Zanellato, Silvestri, Rapisarda e Monaco. In partenza anche Adamonis, Luperini, Montalto, Guglielmotti, Popovic e Celli. Benevento Catania sarà trasmessa in chiaro, live e gratis da Telecolor in una versione maxi di diretta stadio. 4 ore di trasmissione a partire dalle 14 con la presentazione dell'incontro e le voci dei protagonisti poco prima del calcio d'inizio. Il racconto della partita è un ricco post gara con le interviste in anteprima ad allenatori e calciatori. Il Messina, che affronterà al Francoscoglio il Cerignola, torna ad allenarsi sabato, ma i problemi principali vanno risolti in altra sede. Mancano direttori generale e sportivo, poche risorse per fare mercato, Sciotto e Modica non graditi dai tifosi e una crisi tecnica senza ritorno, con 5 sconfitte in 6 gare.
alla ripresa trasferta complicata a Picerno per il Trapani, che contro il Foggia ha fallito l'appuntamento con la terza vittoria della gestione Capuano. Bene, questo era l'ultimo servizio, io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia, il TG finisce qui, da parte mia dei tecnici dello studio un buon proseguimento di serata e ancora auguri di buone feste.